Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Arriviamo all'aggiornamento sulle borse in questo martedì 14 aprile. Partiamo oltreoceano. Gli indici sono tutti in terreno positivo, a parte l'indice della volatilità, ma vediamoli uno a uno. Standard & Poor's 0,90%, una quota punti di 6.948. 48.537 è la quota punti per Dow Jones, con una percentuale in verde dell'1,29. 0,97% per Nasdaq, 25.629 la quota, Russell 2000 2700 8,4, 1,42%. Come vi dicevo, il VIX, l'indice della volatilità, è in terreno negativo, meno 4,97% e siamo a 18,1. Vediamo il valutario dollaro, 98,06, euro dollaro 1,17, cambio sterlina dollaro 1,35. Materie prime, vediamo l'oro cresce 1,38%, 4.808 dollari all'oncia. Percentuale negativa invece per il petrolio, meno 4,36%, 93 i dollari al barile. Per i titoli di Stato vediamo BTP Bund 75,970. Vediamo le criptovalute, Bitcoin 74.969 dollari, 2.347 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, si sono quindi concluse le contrattazioni in piazza affari. Come si chiude questo martedì 14 aprile? Con un colore, il verde, tutto positivo, FTSE MIB 1,40%, chiude con una quota punti di 48.192, 8.331 è la quota punti di chiusura per il mercato francese, la percentuale per il CAC 40 dell'1,15%, 1,36% per il mercato spagnolo, la quota punti per IBEX 35 18.269. Procedo con il DAX, 24.034 la quota, 1,23 la percentuale, 0,17% per il mercato inglese con una quota punti di 10.600. E infine salutiamoci vedendo lo Stoxx 50, che è un indice fondamentale per l'Eurozona perché ci racconta i principali titoli europei, ci dà una percezione, ci dice questo, che chiude con una percentuale positiva del 2,32%, una quota punti di 5.982. E questi gli aggiornamenti, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione